Buon lunedì, buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner. Cominciamo l'analisi del fine settimana calcistico dalla Lega Pro per andare a vedere intanto quelli che sono stati i risultati della giornata, ancora incompleta, c'è ancora una partita da giocare in serata, poi vedremo anche la classifica. Procediamo con ordine, ovviamente prima vediamo quali sono i risultati della giornata. Se non ci sono, eventualmente li vediamo fra non molto, nessun problema. Evidentemente adesso possiamo magari attivare il primo dei nostri collegamenti e andiamo a sentire e a ascoltare e vedere anche, eccoli qui, finalmente abbiamo anche i risultati. Allora fra poco sentiremo Alessandro Vagliasindi e vedremo anche lui. Intanto questi i risultati della 26esima giornata: Latina Cavese 1-0, Messina e Picerno hanno pareggiato 0-0, il Trapani ha vinto 4-0 sulla Turris in trasferta, Altamura 0 Giuliano 1, il Crotone ha regolato il Potenza 4-1, Foggia 1 Avellino 0, il Sorrento ha fatto ottenuto un risultato tennistico con il Taranto 6-0, la Juventus Next Gen ha battuto il Benevento 2-0, il Catania si è imposto ieri sul campo del Monopoli per 2-1 e stasera si gioca Casertana Cerignola. Questi dunque i risultati. Alla luce di quelli che sono i risultati vediamo adesso anche la classifica che si viene a comporre. Intanto il Monopoli ed il Cerignola sono a 48 punti, appaiati in testa. Il Cerignola deve recuperare la partita di stasera con la Casertana, poi l'Avellino e il Benevento a 46, Crotone 43 punti, Potenza 42. Praticamente ci sono 6 squadre davvero in un fazzoletto di punti, sono 6 i punti che separano la prima dalla sesta. Poi il Trapani e il Catania a 38, Sorrento e Giuliano 37, Picerno 36, Juventus Next Gen 34, a 32 Altamura e Foggia, 29 la Cavese, stessi punti del Latina, e qui entriamo in zona play-out. Casertana 27, Messina 24, la Turris penultima 6 punti, il Taranto con le classifiche in negativo a -6. Adesso i nostri collegamenti, come detto e come anticipato, andiamo subito da Alessandro Vagliasindi per parlare di Catania. Catania che ieri sul campo del Monopoli, in maniera certamente inaspettata per quello che si era visto soprattutto la settimana precedente, ha ritrovato la vittoria in trasferta. L'ha fatto sul campo di una delle due capoliste, almeno per il momento, il Monopoli. Una squadra che sembra essersi, almeno per quello che si è visto a tratti nel corso del match, calata probabilmente in quella che è la mentalità, quello che è il campionato di Serie C. Alessandro. Sì, buon pomeriggio. Considerazione corretta che secondo me va legata alla circostanza che il calciomercato è finalmente finito il 3 febbraio. E questo è un fatto che secondo me può portare soltanto compattezza e bonifica di tutte le criticità mentali di buona parte di questi giocatori che si erano andate a incagliare in concomitanza del calciomercato, perché come abbiamo raccontato per varie settimane c'erano calciatori con la valigia pronta, ma che poi alla fine sono rimasti a Catania, e allo stesso tempo c'erano altri giocatori in esubero che quasi tutti hanno trovato sistemazione altrove. Questo è un fatto secondo me molto importante, perché adesso dà una omogeneità di gruppo che per le vicissitudini di cui parlavamo prima erano venute a mancare in quella fase appunto concomitante all'inizio del calciomercato, ma anche a un paio di settimane prima dell'inizio del calciomercato. La squadra ieri ha fatto la partita che doveva fare, aveva di fronte la squadra con la difesa meno perforata del girone, una squadra che ha sempre offerto una tenuta difensiva, quella allenata da Colombo, molto molto positiva. E ieri aver trovato le chiavi per infilare 2 volte la porta di Vitale e anche in altre circostanze andare vicino a marcature è il fatto più significativo, perché in altre esibizioni il Catania ci aveva dato la sensazione di entrare e uscire pericolosamente dalla partita e di non avere la capacità di arrivare al dunque quando era il momento di farlo.
Ieri invece a Monopoli, pur avendo sofferto 20 minuti nel corso del secondo tempo, con il Monopoli che con i cambi e con una pressione maggiore a centrocampo veniva a trovare sempre più facilmente campo, il Catania ha resistito e poi ha trovato nell'ultimo quarto di gara gli argomenti per arrivare al successo, perché il gol di Gherardi non è casuale, ma è frutto di una fase di predominio del Catania che è durata appunto più o meno dalla metà del secondo tempo fino al triplice fischio. E questo è un segnale molto, molto importante, perché può darsi, come dicevi tu, che finalmente la squadra abbia capito, dopo varie sconfitte, dopo varie prestazioni negative, cosa serve per fare la voce grossa in questo girone. E da qui il Catania adesso ha l'obbligo di confermarsi e di cambiare anche quello che è il cammino in termini di media punti che ha fatto registrare finora. Con 38 punti in 26 giornate il Catania ha viaggiato a 1,46 di media punti a partita per poter migliorare sensibilmente la classifica, ma soprattutto per avere una scia favorevole in ottica playoff. Il Catania nelle 12 giornate che restano da qui alla fine della stagione regolare deve viaggiare almeno a una media punti di 2 a partita. Significa che 12 partite per 2, diciamo come minimo obiettivo, sono 24 punti. Il Catania deve chiudere la classifica almeno a 62 punti. E con queste precondizioni, secondo me, il Catania, anche con il recupero dei giocatori indisponibili, potrebbe presentare nastri di partenza dei playoff con degli argomenti validi da poter giocare nella fase degli spareggi. Alessandro, sentirei adesso la voce di Mimmo Toscano, le dichiarazioni nel post gara dell'allenatore del Catania. Porto tante cose. Una squadra con un grande cuore, con una grande anima, ha dato l'anima per 95 minuti, non si è accontentato del pareggio, ha continuato a spingere, consapevole della propria forza fisica e mentale, ha portato a casa una vittoria meritata in un campo difficile contro la prima in classifica. Certe partite, certi errori passano, certi momenti ci devi passare, fanno parte del tuo percorso, della tua crescita. Ci siamo passati, abbiamo fatto i nostri gli errori, le cose che possiamo fare meglio. Adesso bisogna continuare. Io ho detto ai ragazzi, godetevi questa vittoria, ma da martedì vi voglio ancora avvelenati. Allora, le parole di Toscano in qualche modo confermano quello che dicevamo noi: bisognava calarsi bene in questo campionato, non commettere gli stessi errori, capire gli errori che sono stati fatti e adesso magari sperare nel segmento conclusivo di raggiungere quella media punti che è importante per poi magari trovare un migliore piazzamento nella griglia dei playoff. Dobbiamo fare anche un focus, un'attenzione particolare su un ragazzo che è entrato dalla panchina ieri, un giovanissimo rosso-azzurro che è Clarence Corallo, giocatore che ieri ha in qualche modo interpretato molto bene la partita, ha caricato quasi la squadra, ha dato una scarica di adrenalina ai suoi quando ha sostituito De Paoli, che è uscito per un leggero affaticamento. Sì, è questo che abbiamo constatato in uno con una attitudine al gioco in profondità, che è attitudine che è stata secondo me proprio determinante per ribaltare l'inerzia della partita, che fino a quel momento, ripetiamo, prima metà del secondo tempo era dalla parte del Monopoli. Corallo ha dato coraggio, ha dato soluzioni nuove e ha ricacciato indietro il baricentro del Monopoli grazie a questa sua esuberanza, a questa sua freschezza, che ha sicuramente dato un contributo, a mio avviso, determinante per il risultato finale. Può darsi anche che tra le tante difficoltà che in questo momento accusa il reparto offensivo per via delle assenze in contemporanea di Stoppa, di Dalmonte, di Montalto, e con De Paoli che chiaramente ha bisogno di minutaggio, visto che ieri è andato poi a un certo punto in default,
chissà che possa essere lui una delle armi a sorpresa del Catania, appunto in questo lungo rush che ci separa dalla fine della stagione regolare. Ben venga, abbiamo già visto e apprezzato Carmelo Forti, si parla molto bene del difensore Allegra, perché no, puntare sui giovani di casa che in termini di motivazione, di entusiasmo possono dare molto e dare anche più freschezza a livello mentale a tutta la squadra. Alessandro, prima di salutarci abbiamo poco meno di un minuto per chiudere questo segmento di trasmissione. I nuovi acquisti in difesa, mi riferisco a Del Fabbro e anche a Allegretto, che ieri di fatto hanno giocato per la prima volta insieme, hanno fatto vedere, insomma, che già c'è un po', ecco, esattamente, c'è grande umiltà, c'è grande voglia di sacrificio. Sì, sono giocatori di categoria, peraltro che non provenivano da un periodo di lunga inattività e hanno portato il loro contributo alla causa, perché comunque gli attaccanti del Monopoli, salvo quella situazione estemporanea che ha portato all'1-1 dove ci sono tutta una serie di errori, non ha concesso quasi nulla agli attaccanti del Monopoli per i 90 minuti. Allegretto, peraltro giocatore di stazza, è stato prezioso sulle palle inattive, il Monopoli ha battuto diverse volte calci d'angolo, ma non ci sono state situazioni di particolare sofferenza in questa specifica situazione di gioco. Del Fabbro, giocatore poco appariscente ma molto concreto, rischia poco, soprattutto gioca d'anticipo, e quindi si sono sposati bene anche con questo nuovo acquisto, lo possiamo definire, che è Mario Ierardi, che ha dato un contributo molto importante al di là del gol, e quindi una prestazione da un punto di vista difensivo che ha eliminato molti degli errori che avevano accompagnato le ultime esibizioni del Catania proprio in questa specifica fase di gioco. Qualcosa da rivedere sul gol del Monopoli, perché Di Tacchio perde palla in maniera inaspettata, quella traiettoria di Bruschi dalla sinistra non viene letta perfettamente da Dini, Anastasio fa poco per cercare di contrastare Falzerano che rimette la palla verso Grandolfo. Lì se proprio c'è da fare un'analisi, e su questo credo che Toscano non mancherà di tornare a partire da domani, lì bisogna migliorare, perché sono situazioni in cui il Catania può e deve fare molto di più. Grazie Alessandro, ci ritroviamo 20:45 per Corner nella versione estesa, tutta dedicata al Catania. Ci fermiamo, una breve sosta, fra poco ci colleghiamo con Palermo, con Marco Gullà, per parlare del pareggio beffa della squadra di Dionisi, che si è fatta raggiungere in pieno recupero. A fra pochissimo. Siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner e adesso invece, come anticipato, ci colleghiamo con Palermo, c'è Marco Gullà. Marco, neanche 2 gol di vantaggio sono bastati al Palermo per portare a casa questa vittoria, che poteva essere importante per il proseguo del campionato dallo stadio dello Spezia. Questa è una squadra che comunque, nonostante gli innesti, continua a denunciare un po' di fragilità, direi io, quando va in difficoltà. Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti. Sì, è un pareggio che potremmo anche, insomma, leggere come una sconfitta, perché quando sei avanti 2-0 al 92esimo e pareggi 2-2, diciamo che sì, un punto che magari il Palermo alla vigilia avrebbe firmato con il sangue su un campo insidioso come quello dello Spezia, ma per come si era messa la partita ovviamente sono 2 punti assolutamente persi. Palermo che tra l'altro non ha giocato in maniera eccellente, è stata una prestazione
ha fornito una prestazione abbastanza pratica, cinica, spietata, perché nelle poche occasioni che ha avuto ben 3 ha segnato 2 gol, il primo con Ranocchia subito e poi con Brunori, che ha approfittato anche di un errore dello Spezia dopo la cavalcata di Segre, sul tap-in Brunori ha segnato il 2-0. Quando ti ritrovi al 91esimo e 40 secondi, sei in vantaggio di 2 gol, di recupero ci sono 5 minuti, davvero credo che neanche il tifoso più ottimista dello Spezia avrebbe mai immaginato che la sua squadra riusciva a pareggiare, invece è stato così, e mi riporta questo pareggio anche alle vecchie rimonte che il Palermo ha subito. È come se questa squadra fosse affetta da rimontite, perché l'anno scorso, nel campionato dell'anno scorso, il Palermo ha subito diverse rimonte, l'ha subita a Parma, l'ha subita a Como, l'ha subita a Cremona, e allora mi piace fare anche una sorta di parallelismo con la partita che il Palermo giocò l'anno scorso a Cremona, perché Palermo era avanti per 2-0 al termine del primo tempo ed era secondo in classifica. Sarebbe stata probabilmente la vittoria della svolta, poi nella ripresa la Cremonese in 10 ha pareggiato 2-2. Ieri Palermo, parliamo comunque di una classifica diversa rispetto a quella dell'anno scorso, con una vittoria probabilmente avrebbe lanciato un messaggio importante al campionato, come dire, stiamo vedendo noi la classifica, stiamo vedendo la classifica. Infatti noi ci siamo, noi abbiamo vinto contro lo Spezia, possiamo insidiare anche un eventuale Cremonese per il 4º posto, e invece così non è stato, e addirittura il pareggio in questo momento taglia fuori il Palermo dalla zona playoff. Sono 2 punti di ritardo dal Cesena, che ieri ha vinto a Reggio Emilia, e attenzione anche dietro, perché comunque al di là della qualità comunque importante della squadra, i numeri sono quelli che sono, i numeri sono la sentenza, e in questo momento il Palermo ha soltanto 4 punti di vantaggio verso la playout, verso la zona playout. Non voglio essere catastrofico, non voglio assolutamente pensare che il Palermo, con la qualità che ha, possa essere invischiato nella lotta ai playout, assolutamente no, però insomma, Marco, però, uno sguardo anche dietro. ti chiedo scusa, Sì, però sì. tra il Palermo e i playout ci sono 4 punti, ma ci sono tantissime squadre. Infatti l'ho appena detto, stiamo soltanto guardando la classifica. Ci sono 6 squadre di mezzo, 6 squadre significa che non possono... Assolutamente, ma dico, stiamo soltanto guardando la classifica, e comunque io credo che per la qualità che questa squadra ha, questa posizione è assolutamente pinocchiesca, perché il Palermo dovrebbe essere quantomeno al 5º posto per giocarsi e poi magari un eventuale playoff tra il 4º e il 5º posto. Sentiamo le parole di Dionisi, di Dionisi, e poi torno da te perché ci dobbiamo proiettare, ahimè. Ha le sue colpe, ha le sue colpe. Sentiamo Dionisi che cosa ha detto. Delusione perché la partita è cambiata subito all'inizio con il gol di Pippo, che ci ha messo nelle migliori condizioni. Al tempo stesso ovviamente ci siamo abbassati subito facendo una partita più difensiva, l'abbiamo fatta bene, interpretata bene, e grazie anche a questo abbiamo fatto il secondo gol, perché i ragazzi sono stati bravi in una riconquista alta, e poi purtroppo l'episodio del 2-1 è stato quello che ha cambiato la partita e ha determinato il risultato finale, perché poi gli ultimi 5 minuti il recupero doveva essere 4, l'arbitro ne ha dato uno in più, non ho capito perché, però la partita era diventata di confusione, nella confusione, attaccando sotto la loro curva, hanno trovato il pareggio. Questo dispiace perché sembrava ormai una partita indirizzata e la stavamo gestendo anche abbastanza bene. Peccato non aver gestito bene un paio di palloni alla loro metà campo, un paio di corner a nostro favore, perché lì dovevamo essere più bravi per dare meno opportunità a loro. Allora, queste sono le parole di Dionisi, che era ammaricato certamente, ma sa, come dicevi prima tu, di avere comunque anche lui delle colpe, perché se una squadra a 3 minuti dalla fine, in pieno recupero, 92esimo, è ancora avanti per 2-0 in praticamente 180 secondi, sono arrivate 2 reti dello Spezia. Là c'è una responsabilità, certamente degli uomini in campo, ma anche di chi sta a bordo campo. No, ma quello è il calcio, cioè quello può succedere, insomma il Manchester United ha vinto una Champions League nei minuti di recupero, quindi insomma quello è il calcio, e il problema è un altro, che Dionisi ha cambiato un difensore che stava facendo abbastanza bene, Banica, all'82esimo con Nicolao,
che poi è stato l'artefice un po' del gol dello Spezia, perché non ha mantenuto la posizione e Aurelio Lex ha spinto insomma da 2 passi il pallone delle 2-2. Si sa benissimo che non sono allenatore io, non voglio dare consigli, non mi permetterei mai di dare un consiglio a Dionisi, che è sicuramente un grande professionista, però sappiamo benissimo che dalla terza categoria fino alla Serie A, quando si è in vantaggio per 2-0, o 2 o 3-0 o anche 1-0, sappiamo benissimo che devi fare dei cambi, ma non vai mai a sostituire i difensori, vai a sostituire comunque centrocampisti, attaccanti. Il cambio insomma da Baniga a Nicolao ha un po' lasciato perplessi non solo i tifosi ma anche noi che comunque costantemente seguiamo questa squadra. Comunque, Marco. un pareggio, sì. No, io dico un pareggio certamente, dicevi prima tu, una firma a 10 firme, forse anche di più prima della partita, ma per come si erano messe le cose poteva essere una vittoria. Prossimo impegno del Palermo? Deve vincere il Palermo il prossimo impegno, Angelo, perché adesso la classifica l'abbiamo vista, inizia a essere delicata, hai 2 punti di ritardo ora dai playoff. Il prossimo impegno è contro il Mantova domenica al Barbera. Ovviamente esordio anche in casa per Poyampalo, parentesi, ieri non ha brillato tantissimo il finlandese, ma dalla sua c'è il fatto che è stato servito veramente pochissimo. Quindi Palermo-Mantova alle ore 15 allo stadio Barbera. Grazie allora a Marco Gullà, ci racconterai di questo avvicinamento del Palermo alla sfida con il Mantova. Noi ci fermiamo ancora, subito dopo però torneremo a parlare di Lega Pro con Messina e Trapani. State con noi. Eccoci, siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner, il momento di tornare a parlare di Lega Pro. Andiamo a Messina dove c'è Sergio Colosi. Buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo. Ciao Sergio, allora vediamo anche Franco Cammarasana, salutiamo anche lui. Grazie Franco, so che per il Trapani fra l'altro è anche una vigilia di partita Coppa Italia, domani si gioca il ritorno con il Rimini. Direi di partire con Sergio Colosi. Sergio, un pareggio che muove sì la classifica, ma forse non serve a quello che serve oggi al Messina. Non serve certamente all'obiettivo salvezza diretta, che era l'obiettivo un po' tornato di moda dopo i buoni risultati negli scontri diretti con Casertana e Latina, però il Picerno, la forza del Picerno, e dall'altra parte un Messina anche che aveva 6 giocatori assenti, 4 infortuni e 2 squalificati, ma oggettivamente di fronte c'era un avversario abbastanza forte, è stato tutto più complicato, anzi il Picerno ha anche sprecato un calcio di rigore con una buona parata di Krapikas e poi una traversa per parte a sigillare quelle che sono state le azioni un po' più salienti, a parte questa conclusione fuori misura di Luciani e qualche altro tentativo del Picerno. Salvezza diretta che si allontana perché il Messina è a 4 punti da Latina e Cavese, aspettando quello che sarà il posticipo della Casertana, ma 4 punti la Cavese deve ancora giocare con Turris e Taranto, e bisognerà soprattutto vedere cosa accade proprio alla Turris e soprattutto alla Taranto, tenuto conto che prossima settimana si devono pagare gli stipendi. Bisognerà vedere se saranno onorati o meno da questi 2 club, e nel caso di esclusione del Taranto il Messina perderebbe altri 2 punti nei confronti di Latina e Casertana. Più realisticamente bisogna guardare a un play-out e cercare di affrontarlo anche eventualmente nel migliore dei modi, magari cercando di arrivare prima della Casertana, quindi in virtù di un recupero nelle ultime 12 partite, recupero che non è comunque facile, Angelo, perché anche a guardare i prossimi impegni è davvero complicato per il Messina, che certamente è migliorato con questa nuova gestione, con i nuovi arrivi degli acquisti, con il tecnico Banchieri, perché ha fatto 5 punti in 3 gare. Sentiamolo allora il tecnico del Messina, eccolo qui. Siamo stati poco lucidi e poco precisi nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo subito iniziato con questo pressing alto e la palla gol che Luciani ha fatto velo per Crimi, che ha calciato, e poi c'è il finale, dove chissà, opportunità di testa con De Sena, che ha avuto la febbre a 39 fino a stanotte, era 4 giorni che non si allenava, e i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Poi ovviamente
ci dispiace non aver vinto, ma ci abbiamo provato in tutti i modi. E poi lo dico prima che me lo chiediate, non mi garba di parlare dell'arbitro, però tutte le volte che avevamo possibilità di fare gol o qualcosa che assomigliasse al gol, fermava il gioco. Allora, queste le parole del tecnico della CR Messina. Sergio ci hai già detto del prossimo impegno, dei prossimi impegni in realtà, che sono complicati in realtà per il Messina, perché va a Benevento, se non ricordo male. Sabato prossimo alle ore 15, ma gli altri non è che siano migliori, perché poi ospiterà in casa il Trapani, poi andrà a Monopoli e poi in casa contro l'Avellino. 3 formazioni su 4 si giocano la promozione diretta in Serie B, cioè Benevento, Monopoli e Avellino, e poi il derby con il Trapani, che tutti sappiamo la sua forza quale sia. Grazie, grazie Sergio Colosi, ci Grazie racconterai delle vicende del Messina in settimana. Buon pomeriggio anche a te. Adesso andiamo a sentire invece Franco Cammarasana. Siamo diciamo proiettati più che alla partita giocata, ci dobbiamo proiettare sul match di domani sera contro i Rimini di Coppa Italia. Ma intanto questo 4-0 fuori casa contro una squadra però a dire la verità in difficoltà, in grande difficoltà, non è forse questo quello che diciamo può essere un test significativo per la squadra di Torrente? Assolutamente sì, anche se è stata una buona partita, ma, però anche contro il Turres qualche lacuna difensiva il Trapani l'ha mostrato, grazie però al portiere Wikai è riuscito a neutralizzare un paio di buonissime occasioni per il Potenza. Di positivo di questa partita sicuramente il primo gol di Ciuferri in Granata, la conferma di Ongar, il canadese autore del secondo gol in 2 partite, e poi la doppietta di Celiento, bellissimo il secondo gol con un tocco di tacco. 6 punti importanti dopo la vittoria sul Potenza, che accrescono però al pari del Catania d'altro canto il rammarico per i tanti punti persi nel girone di andata. Comunque è stato un buon collaudo in vista della partita di domani sera a Rimini. Il Trapani sarà privo di Celiento e Toscano, all'andata fu 0-0, si deve vincere assolutamente se si vuole andare in finale. Il Trapani incontrerà un Rimini un pochino diverso, che si è rinforzato a gennaio, ha preso una punta centrale importante, Luca Gagliano, prodotto del Cagliari, fra l'altro 2 anni fa addirittura in qualche apparizione in Serie A, addirittura autore di un gol alla Juventus, e poi Francesco Conti, che un prestito dalla Sampdoria, un centrocampista molto forte, ha trovato poco spazio quest'anno nel Sestri Levante, e poi un altro giocatore che potrebbe esordire proprio domani sera contro il Trapani. Si tratta di un catanese di Simona Leonardi, appena 19 anni, però il Golden Boy lo chiamano della primavera della Sampdoria. È andato in prestito, fra l'altro lo scorso anno capocannoniere del torneo di Viareggio, un ragazzo che viene dal quartiere San Cristoforo di Catania e che davvero, di cui si dice un gran bene. È stato rilevato, ripeto, in prestito dalla Sampdoria, potrebbe fare nel corso della partita di domani sera il suo esordio con il Rimini. Qualora dovesse persistere domani sera un risultato di parità, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, anche ai calci di rigore. Impegno estremamente difficile ma estremamente importante per la stagione del Trapani Calcio. Franco, ti volevo, prima di chiudere, prima di salutarci, il fatto che l'arrivo di Torrente sia coinciso, è vero sì, con una campagna rafforzamenti piuttosto massiccia da parte del presidente Antonini, però il suo arrivo ha portato 2 vittorie in casa Granata. C'è stata forse quella scossa che si aspettava il presidente? Assolutamente, e ha portato soprattutto tranquillità nell'ambiente e nello spogliatoio del Trapani, che era un pochino in subbuglio. Poi addirittura tutte queste partenze, l'arrivo di 16 calciatori nuovi
ti puoi immaginare occorreva un tecnico di esperienza che portasse quantomeno, grazie alla sua esperienza, serenità nell'ambiente. Adesso c'è da ricostruire la squadra, perché in queste 2 partite con Torrente in panchina sì, si è visto qualcosa di nuovo. Lui fa attuare il 4-3-3, un sistema di gioco importante, offensivo, ma se non viene in fase di non possesso attuato con un certo criterio, rischia di essere controproducente. Vedremo nelle prossime partite. Tra l'altro il Trapani deve ancora fare esordire i 2 norvegesi, 2 giocatori importanti, mi riferisco all'attaccante Steinsund e al centrocampista Sengberg, che potrebbero dare nuova linfa sia all'attacco che al centrocampo del Trapani. Però ripeto, domani sera sarà un Trapani ancora in fase di costruzione. Speriamo soltanto nel risultato, perché ripeto, ancora non è il Trapani voluto da Antonini dopo il calciomercato così imponente del mese di gennaio. Grazie allora Franco Cammarasana, ci racconterai la partita nel pre e nel post nel corso dei telegiornali. Anteprima Corner si ferma qui, grazie a tutti per averci seguito, l'augurio a tutti voi ovviamente di una buona giornata e buon proseguimento con i nostri programmi.